Massimo De Mattia e Giuseppe Intellisano, organizzatori di Arte per ricostruire, un'iniziativa interessante e importante e in queste giornate, le scorse, funесtate dal terremoto in centro Italia. Ci spiegano un attimo gli obiettivi dell'iniziativa. Beh, innanzitutto l'organizzatore è il comune di Pordenone, nello specifico l'assessorato alla cultura, l'assessore Pietro Tropeano, che ci ha dato disponibilità. E noi abbiamo cercato di sensibilizzare tutti gli artisti del territorio, consapevoli che l'arte può essere qualcosa di assolutamente utile e veloce da spendere per affrontare questi problemi che sono emergenze sociali a nostro modo, quindi offrire bellezza in cambio di aiuti concreti e immediati, perché il tempo in questo momento il tempo fa la differenza. Ecco, questo era Massimo. Due battute anche da Giuseppe. Sì, quello che ci ha commosso in questa cosa è riscontrare come la comunità artistica si sia mossa con una velocità, a massima velocità, per poter dare un aiuto concreto alle zone terremotate. Quindi c'è stata una grande mobilitazione, una bella mobilitazione da parte degli artisti locali. Bene, si va avanti tutta la giornata e si aspetta il pubblico, magari anche quello che proviene dalla Pordenone Pedala che è in corso in questo momento, giusto? Beh, noi abbiamo cercato di comunicare questa cosa qui. Questo è un centro, un punto di raccolta, al di là del grande happening artistico, è un punto di raccolta per tutti i pordenonesi, tutte le persone che in questo momento gravitano sul territorio per la Pordenone Pedala e per altro, per rivolgere questi aiuti direttamente, subito, e porli nelle mani dell'amministrazione comunale, che farà da collettore unico per tutte le offerte del periodo.